Un ragazzo di 15 anni ha ucciso il padre a coltellate ieri sera a Nicotera. Il minore è stato subito individuato ed arrestato dai carabinieri insieme ad un complice, anch'egli minorenne. Il ragazzo è entrato incappucciato nella sua abitazione insieme ad un amico polacco ed ha colpito con numerose coltellate il padre Domenico Piccolo, 51 anni, alla presenza di un altro figlio della vittima. È stato quest'ultimo a portare all'ospedale di Vibo Valentia l'uomo, che è morto poco dopo il ricovero. Un uomo, Fiorito Procopio, 60 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco sparato da uno sconosciuto a Davoli. L'uomo era per strada ieri quando è stato avvicinato da una persona che ha sparato ferendolo al braccio. Procopio, le cui condizioni non sono gravi, è stato soccorso ed accompagnato nell'ospedale di Catanzaro. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. 8 persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Cosenza con l'accusa di aver gestito un giro di prostituzione in Calabria e Puglia. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. Tra le persone coinvolte nell'operazione ci sono 3 agenti immobiliari accusati di aver procurato gli appartamenti a Cosenza, Lamezia Terme e Lecce, in cui avvenivano gli incontri tra le prostitute ed i loro clienti. Un latitante, Giuseppe Lacava, 29 anni, di Africo, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato in un'abitazione estiva in località Marinella, a Bruzzano Zeffirio. Lacava era ricercato dal novembre scorso perché è destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di rapina. Nell'abitazione era in compagnia di 2 donne, entrambe di Reggio Calabria, in manette per favoreggiamento, sequestrata anche dell'eroina. Il consigliere regionale della Calabria Santi Zappalà del PDL si è dimesso dal suo incarico. Zappalà ha fatto pervenire al presidente del Consiglio regionale una lettera con la quale ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. Nella lettera non sono spiegate le motivazioni. Nel dicembre scorso era stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione Reale 3. Ora il Consiglio dovrà provvedere alla surroga con il primo dei non eletti, che è Gesuele Vilasi. È stata convocata dal procuratore generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria una riunione per studiare strategie comuni nel settore del sequestro e confisca di beni. L'intento è quello di aggiornare un apposito protocollo d'intesa del 2006. Al vertice, presieduto da Salvatore Di Landro, hanno partecipato il capo della direzione distrettuale antimafia Giuseppe Pignatone, i sostituti della Procura Generale, i procuratori dei tribunali di Palmi e Locri ed i vertici delle forze di polizia. Si è svolta alla Lamezia Terme la seconda tappa del roadshow di Confindustria, credito e patrimonializzazione, gli strumenti a sostegno delle PMI, nella sede di Unioncamere Calabria, organizzato dai sistemi formativi di Confindustria per presentare le principali novità in materia finanziaria a supporto delle PMI. L'apertura è stata di Umberto De Rose, mentre le conclusioni sono state a cura di Vincenzo Boccia. Tutela, valorizzazione del patrimonio e arte contemporanea è il titolo della conferenza che si è tenuta presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. A relazionare Fabio De Chirico, sovrintendente per i beni storici e artistici della Calabria. La relazione è stata preceduta dagli interventi del direttore dell'Accademia, Rocco Pangaro, dal presidente Maurizio Rubino, da Francesco Brancato, docente di beni culturali, e da Andrea Romoli Barberini, docente di storia dell'arte. Si è concluso ieri a Cosenza il Monopoli on Tour calabrese, la manifestazione che sta toccando le città italiane che saranno inserite nella nuova edizione del celebre gioco è stata ideata per pubblicizzare il lancio del Monopoli Italia. Al termine della consegna del nuovo tabellone, che sarà in commercio dal 22 febbraio, alle amministrazioni comunali di Reggio, Catanzaro e Cosenza, Tommy e Gesa, i 2 ambasciatori del Monopoli, hanno ripreso il viaggio alla scoperta dell'Italia.